500.000 euro di risarcimento e una provvisionale, cioè un anticipo subito esecutivo di 100.000 euro, oltre alla richiesta di emettere una sentenza di condanna più severa rispetto alla richiesta formulata dal pubblico ministero. L'imputato è accusato di aver ricattato l'ex fidanzata, che avrebbe anche tentato il suicidio per la vergogna e la frustrazione provata, e questo per costringerla ad avere rapporti sessuali con lui. All'udienza precedente il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione. La proposta di pena ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato, secondo il difensore di parte civile che ha chiesto un maxi risarcimento di 500.000 euro, è troppo mite. L'arresto del 26enne è stato eseguito dai carabinieri lo scorso 20 dicembre. La minorenne, che avrebbe persino tentato di togliersi la vita, è stata sentita dal pubblico ministero Salvatore Vella insieme a una psicologa e avrebbe confermato che il suo ex fidanzato l'aveva più volte minacciata per costringerla ad avere rapporti sessuali con lui, utilizzando come strumento di ricatto anche delle foto intime che la ragazza gli aveva inviato in passato.